Salve, nobile procuratore Ponzio Pilato. Salute a voi. Santi numeri. Ma che succede stamattina? Siamo qui per deferire al tuo tribunale un uomo. Un uomo? E chi è quest'uomo? È quel Gesù di Nazareth di cui avrai pur sentito parlare. Gesù di Nazareth. Quello che fa i miracoli. Tutte menzogne. Comunque è quello. Beh, che cosa ha fatto di male quest'uomo? È un malfattore. Ha bestemmiato. Vuol distruggere il tempio. È indemoniato. Se costui non fosse un malfattore pericoloso, non si sarebbe mosso il Gran Sinedrio per deferirlo al tuo tribunale. Ma se ha offeso le vostre leggi, che c'entro io? Prendetelo voi e giudicatelo secondo le vostre leggi. Ma è appunto quello che abbiamo fatto questa notte, nobile procuratore. Se non che è emerso che questo uomo è colpevole di un delitto di Stato, per cui è passibile della pena di morte. Ma questa solo tu la puoi infliggere. Insomma, ci risiamo. Qui si parla grosso. Delitto di Stato, pena di morte. Ma io ancora non ci ho capito niente. Si può sapere di che cosa accusate quest'uomo? È un sobillatore del popolo. È un impostore. Incita il popolo alla rivolta. Non lo fa apertamente, ma crea sotto sotto per creare una rottura con Roma. Ma non fatemi ridere. So io chi vuole sollevare il popolo. Aizza il popolo a non pagare i tributi a Cesare. Non ti basta questo? E proprio voi mi venite a fare un discorso del genere. Vorrà dire che manderò i miei esattori a controllare la vostra così lodevole posizione fiscale. Ma come? Si spaccia per nostro re, re dei giudei. E noi non abbiamo altro re che Cesare. Comprendi, nobile procuratore, l'offesa gravissima fatta alla gloria di Roma e alla potenza di Cesare. Ma state zitti, vi ho ascoltato pure troppo. Re, quell'uomo, non mi sembra proprio un candidato al trono, per non parlare poi della sua corte di straccioni e del suo esercito. Me lo avete condotto qui legato e malmenato come un assassino, come fosse già condannato. Le vostre accuse le conosco e non le condividiamo né io né tantomeno il vostro erode. Tuttavia intendo interrogare più a fondo l'imputato. Centurione, slega l'imputato e conducilo qui. Ecco il Cristo viene al giudizio. Ha predicato la bontà, la giustizia sociale. Il Cristo ha donato parole di speranza ai poveri, ai diseredati. Il Cristo ha dato il segno della sua divinità con i miracoli. Il Cristo ha insegnato agli uomini la strada della salvezza. Il Cristo. Eccolo, arriva il giudizio degli uomini, arriva in catene come un malfattore. Il Cristo. Hai sentito? Di che cosa sei accusato? Quale sarebbe il re che vuoi spodestare? E dov'è il tuo regno? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei ministri e il mio esercito mi avrebbero difeso. E ora non sarei qui. Ma il mio regno non è di questo mondo. Insomma, tu sei o non sei un re?
Tu stesso l'hai detto. Io sono in questo mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque sta nella verità, ascolta le mie parole. Oh, finalmente il discorso si sta facendo interessante. Tu parli di verità. E allora dimmi, cos'è la verità? Beh, ti si è seccata la lingua? No. L'imputato ha confessato. È confessato! Tacete, parla il governatore. Sì, ha confessato. Ma è proprio per questo che non credo alla sua colpevolezza. Se fosse colpevole avrebbe negato, ma ha confessato. Dunque è matto. Matto? E adesso cos'è questa nuova trovata? Quest'uomo è un sognatore. Dice di essere re, ma non di questo mondo. Sostiene che il suo regno è la verità. Chi ci capisce è bravo. Comunque non è un re che può impensierire né Roma né Cesare. Mi sembra proprio di non trovare in questo Gesù di Nazareth validi motivi di condanna. Ma come? Mette in subbuglio il popolo. È un rivoluzionario. È un visionario. Afferma di avere il potere di guarire i ciechi, gli storpi, di risuscitare i morti. Ma questi motivi non sono sufficienti per una pena capitale. Procuratore, è consuetudine per Pasqua liberare un prigioniero. Grazie per un carcerato! Libera un prigioniero di Pasqua! Già, non ci pensavo. Roma, nella sua magnanimità, cerca sempre di avere buoni rapporti con i popoli a lei sottomessi e per questo intende rispettare il più possibile le loro tradizioni. Ecco, io vi darò la possibilità di scegliere tra due personaggi ben noti a tutti voi. Uno è questo Gesù, con delle idee un po' strane, anzi, direi un po' matto, ma che non ha fatto certamente del male. L'altro è Barabba. Centurione, scendi nel carcere e porta qui incatenato Barabba. Sì, Barabba. Quello che conoscete tutti come un uomo violento, senza scrupoli, ladro e assassino, nemico del popolo di Roma, e per questo già condannato a morte. Pilato pensava con questo stratagemma di poter liberare Gesù, perché non trovava in lui ragioni tali da giustificare una condanna. Ad acuire tutti i suoi timori, tutte le sue indecisioni nel formulare un giudizio definitivo sulla sorte di Gesù, aveva contribuito un messaggio che la moglie gli aveva fatto pervenire. Questa lo scongiurava di mandar via libero quel Gesù, che è un illuminato dagli dèi, dice e fa cose stupende. Al riguardo, tutta la notte era stata molto turbata da sogni premonitori.
propongo di scegliere tra i due. Chi volete che sia libero? Gesù di Nazareth o Barabba? Gesù deve morire. Calma, calma, parlatene, discutetene e pensateci se è necessario. Popolo di Gerusalemme, figli di Israele, ascoltatemi, ascoltatemi. Non date retta agli inganni di quel Gesù di Nazareth. Vi vuol far credere che lui è il Messia, la persona che da tanti anni aspettiamo, il nostro Re. L'eroe che ci deve salvare dai nostri oppressori. Ma proprio lui che ha osato trasgredire la legge, la nostra legge, la legge di Mosè e dei profeti, la legge che Dio stesso ci ha dato. Lui non sa fare altro che dire belle parole, fare bei discorsi che incantano per la loro dolcezza, ma che vi ingannano. Date retta a noi, sacerdoti del vostro Dio, se non volete che i loschi piani di questo uomo portino alla rovina voi e tutto il popolo di Israele. Ora Pilato, più furbo di una volpe del deserto, ci ha messo di fronte a questa scelta: se liberare Gesù o Barabba. Ma attenzione, male minore, ripeto, male minore è liberare Barabba, e morte più giusta è quella del bestemmiatore e falso profeta. Questa è la volontà di Dio e questa deve essere la nostra scelta. Noi siamo i tuoi Galilei, non ti lasceremo scannare come un agnello. Brava gente Galilei, doteci e ignoranti, come volete che venga di buono da Nazareth? Tu che comandi i venti, tu che doni le tempeste, spezza le tue catene. Ma cosa spezza le sue catene? L'Iddio l'ha abbandonato! E dove sono i suoi amici? Ma dove sono i tuoi seguaci? Ma quali amici? Ma quali seguaci? L'Iddio l'ha abbandonato! Io ho risposto e lui mi ha guarito. Io con tutti gli atti ho visto la carne dei leprosi guarire e tornare rosea e fresca. E i demoni, io li ho sentiti, lui li scacciava dagli ossetti e loro fuggivano urlando: tu sei il Messia, il figlio di Dio! Scacciare i demoni! Lui stesso è indemoniato e posseduto da Belzebù, il capo dei demoni! Guarda! A fare miracoli per gli altri! Ora davanti a te ha fatto miracolo per te stesso! Parla Gesù! Parla! Basta